Elezioni politiche, 25 settembre, crisi di governo, lei che cosa ne pensa da cittadino? Tutto male, grazie. Come mai? È una delusione. Andrà a votare? Votare sì, perché è un impegno ed è dovuto questo impegno da tutti. Cosa farò? Dovrò pensarci bene, grazie. Ma le piaceva l'attuale governo? Certo, Perché? per- perché era il massimo che poteva avere l'Italia in quel momento e ce l'hanno proprio giocato così a 3-7. Non ho assolutamente nessun tipo di idea perché ancora non ci ho capito nulla. Intanto sono contrario a che Draghi sia caduto, poi si starà a vedere le ultime proiezioni, vedrò gli ultimi abbinamenti dei partiti e poi deciderò. In questo momento non ho assolutamente un'idea chiara. A lei piace Draghi? Sì, molto, Come mai? perché aveva le idee chiare e diceva pane pane e vino al vino. Vuoi l'aria condizionata o vuoi le tasse in pratica? Quello abbiamo sbagliato sicuramente a cambiare. Che si potevano evitare e si poteva andare sicuramente in primavera per il voto come era previsto. Ritengo che sia solo una complicazione al momento. Lei andrà a votare? Certamente. Ma certo che andiamo a Cosa ne votare. pensa di questa crisi di governo e Draghi che cade? Sono contentissima. Come mai? Perché io non ritengo che abbia fatto delle cose importanti e indispensabili per il Paese. Sinceramente speravo non andasse così, forse era meglio continuare con questo governo e dopo la legislatura finisse normalmente. Però è andata così e andremo a votare. Era abbastanza prevista questa crisi, secondo me non poteva restare comunque Draghi per così tanto tempo, nel senso che comunque è giusto che sia il popolo a decidere chi